Ferdinando Maddaloni, un theatre reality sull'11 settembre 2001, You Decide, torna a Napoli pochi minuti dal debutto, dalla prima al Teatro Licantropo. Perché a distanza di oltre 10 anni parlare ancora di questa vicenda? Perché non è una vicenda chiusa, secondo me. È una vicenda che è ancora aperta, ma soprattutto sta accadendo una cosa assurda. Stanno litigando gli stragisti con i complottisti, si offendono tra di loro, hanno delle zuffe verbali e poi non si decide nulla, non accade nulla. Né il governo americano fa nulla per riaprire questa inchiesta dove i punti sono ancora oscuri, e quindi riaprire un'inchiesta non significa dimostrare per forza che sia un complotto, ma anche per esempio dare delle risposte a domande che tutti noi facciamo da anni, tipo il crollo della Torre 7, perché dovete sapere che l'11 settembre 2001 2 aerei hanno fatto cadere 3 torri, e questo è inspiegabile. Stiamo aspettando una risposta dal governo americano, che può essere o quella che è stato un complotto, e certo non ce lo diranno mai, oppure una risposta che non offenda la nostra intelligenza. Chi è Mr. You Decide? Il Grande Fratello, infatti come dire, è l'unione tra una figura ed un reality che noi tutti ricordiamo bene, perché è stato il primo grande reality. Allora io mi sono detto, se tutte le persone lo seguono così appassionatamente, è probabile che verranno anche a teatro a seguire con la stessa passione argomenti come quello dell'11 settembre 2001. Marco e Armando, i 2 punti di vista diversi sulla questione 11 settembre. Benissimo, allora sono due personaggi completamente diversi, però che si ispirano a delle persone che sono vere. Per esempio il signor Marco, che è un ingegnere informatico, ha un suo omologo nella vita reale che è dichiaratamente Paolo attivissimo, questo debunker. Che cos'è un debunker? Vi chiederete tutti. È uno scopritore di bufale, uno che va a caccia di bufale, cioè di notizie false, come secondo lui quella del complotto. Quindi si mette lì e cerca di smontare tutte le tesi, tra cui anche quella del complotto dell'11 settembre. L'altro è un poveraccio disoccupato romano, Armandino, che porta avanti con tanta forza, tanta grinta la tesi del complotto. È un disoccupato romano che però anche lui è stato colpito dall'11 settembre 2001, e quello è l'emblema del fatto che quella tragedia non riguarda soltanto gli americani, ma riguarda noi tutti, anche noi italiani, perché tutti diciamo che quel giorno ha cambiato il mondo, ed è vero, e ha cambiato anche il mondo di Armandino. Quindi è uno spettacolo dedicato non soltanto alle 2974 vittime di quella giornata, ma anche a quelli che sono morti dopo l'11 settembre a causa e per colpa dell'11 settembre. Quindi un appello alla società civile per dire no all'indifferenza. Per dire no all'indifferenza, ma anche per prendere una decisione. You decide, cioè tu devi decidere, non puoi più astenerti, e qui non è ammessa l'indifferenza. Ormai non ne possiamo più di tutti quanti noi di subire continuamente. La disinformazione prende possesso delle nostre menti e quindi ci fa reagire in maniera falsa e sbagliata. Quando noi, ognuno di noi invece si mette e si fa la propria informazione, e con internet è possibile farlo, ebbene poi è difficile veicolare le nostre reazioni. You decide.